Largo. Vi presento un mio affine, il barone Bjorn Grendel, in questo momento comandante delle truppe del castello. Quello che sta per succedere è un giudizio medievale. Ho alla mia destra qua il comandante delle guardie, il barone, alla mia sinistra ho Marcus, l'eccellentissimo uditor del malefizio, cioè il pubblico ministero. Entri il giudicato, lasciate libero quel passaggio. Entri il giudicato. Scusi, la borsa tutto lì. Entri il giudicato. Sta entrando il giudicato? Sì, sono Povero diavolo. Eccolo, e sta arrivando. Entrate, fate entrare il giudicato. Povero diavolo. Largo. Povero diavolo. Silenzio! Si riunisce la corte feudale per il giudizio. Questo fatto è realmente accaduto nell'anno 1325. Badate bene, l'abbiamo tratto da un antico scritto, non sto scherzando. Vi ho spiegato chi sono qui, io sono naturalmente feudatario, ma questo l'avete già capito. Do la parola all'uditor del malefizio. Perdonate, questo è un piccolo modernismo, ma anche l'uditor del malefizio ha qualche anno e fate finta che non abbia più occhiali. Anno Domini, millesimo, centesimo, terzo, ventesimo, quinto, indizione ottava, die sexto mensis octobris in Sancto Floriano. Presentibus, honestis viris dominus juridicende feudi, cum mero et misto imperio, conte Ludovicus Formentini et uditor del malefizio eccellentissimo Messer Marcus quondam Stefani de Sancto Michel et Dominus Barone Bjorn Grendel, comandante della truppa des Castel di San Floriano. In giudizio Tommaso, detto Cosanz, infamate de accusa de omicidio cum corpus delicti roncola ad vinicus Daniele Fornassar perpetratio cum secte roncolate in loco dicto Croina. Contesto giudizio noi, uditor del malefizio eccellentissimo Messer Marcus quondam Stefani de Sancto Michel, lecte legis feudali condannam lo dicto Tommaso Cosanz alla penam mortem mediantis decolatio. Ma udite le suppliche de tutto lo borgo de Sancto Floriano, commutas dicta pena in obligo de pellegrinaggio sul sepulcro de Sancti Petri et Pauli in urbe aeternam Roma, ove est obligato de pregatio per animorum de dicto Daniele Fornassar. Allora, voi pensate che se la sia cavata? Sì. Avete capito quello che è successo? La pena commutata dalla decollatio
non serve che vi spiego cos'è, ma pellegrinaggio a Roma, ma pensate, 1300, no era aereo, non si dava con la freccia rossa, neanche da Ronchi quella volta, a piedi da San Floriano, acquitrini, paludi, boschi, banditi, 700 km, molti di più a piedi, solo derelitto, senza denaro, un bastone, poche di croste di formaggio e via. È difficile che arrivasse a Roma. È arrivato? Dalle carte non si è più saputo nulla, non è probabilmente neanche arrivato, è svanito, morto chissà dove sull'Appennino. È lo stesso una condanna a morte questa qua. Non l'avete pensato subito? Sì, no? sì. Tu l'hai pensato? Brava. Ecco. Bene, perché così era il modo per togliere di torno un personaggio comunque nocivo alla società, non tagliargli la testa, dargli la possibilità di salvare l'anima, ma di morire poi comunque. Adesso vi dico ancora le ultime due cose, signori. Fuori nel giardino, uscendo a destra, c'è l'armeria, c'è l'arciere che è anche un bellissimo ragazzo, poi le signorine se vogliono un attimo stare con lui, perché la freccia naturalmente, no? Peraltro. Chi vuole invece fermarsi qui all'interno, l'osteria clandestina ha preparato per 2 euro lì qualcosa, un spuntino, un qualcosa, un bicchiere di vino, questo e quell'altro. Io vi ringrazio di essere venuti. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire, può fare una critica, ma si rivolge al comandante se la vede con lui. Signori, grazie.